Un coccodrillo con le scarpe rosse, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, realizzato da Giulia Cecchettin, è l'illustrazione esposta su concessione della famiglia durante la cerimonia del Premio Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia Scarpetta d'Oro 2023, a Stra, nella mostra allestita a Villa Loredan. Un momento per ricordare la 22enne barbaramente uccisa dall'ex fidanzato, ora in carcere, Filippo Turetta, attraverso la sua passione e il suo talento per il disegno. È un impegno alla nostra responsabilità come amministratori e come cittadini nel continuare a sostenere i talenti e i sogni dei ragazzi che abitano il nostro territorio, così anche di provincia, e purtroppo anche un impegno al nostro senso di responsabilità nel continuare a voler contrastare, anche attraverso azioni amministrative che vedono la collaborazione tra tutti i comuni della Riviera del Brenta, la violenza di genere di cui appunto Giulia è stata vittima. Il premio, promosso da Confindustria Veneto Est e curato dal Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta in collaborazione col Politecnico Calzaturiero, rende omaggio alla ragazza attraverso l'opera Il sogno di Giulia e sarà esposta fino al 31 gennaio 2024 insieme ad altre opere. È stata veramente quasi un obbligo per noi coinvolgere la famiglia di Giulia, sapendo che lei è appassionata di fumetto, e la famiglia è stata molto gentile e ci ha fatto avere questo splendido coccodrillo con le scarpe, che è perfettamente l'idea dell'illustrazione del nostro mondo, sulla quale abbiamo proprio realizzato il premio.